Io molto brevemente cercherò di fare il punto della situazione, anche perché di cose da dire e da fare ne abbiamo tantissime, anche perché diciamo ormai il quadro regolamentare è praticamente definito, anche se adesso partiranno i triloghi. Voi sapete che la settimana scorsa è stato raggiunto l'accordo sia in Consiglio che in Parlamento, che parallelamente sono stati diciamo, condivisi i due testi normativi che adesso insieme alla Commissione dovranno essere assemblati in un unico testo. La presidenza tedesca scommette sul fatto che riuscirà a raggiungere l'accordo entro la fine dell'anno. È una cosa molto complessa perché sapete si va avanti da 2 anni e mezzo con il negoziato, e quindi diciamo ci sono aspetti da chiarire molto molto complessi. Però io per diciamo, illustrare quelle che sono le questioni più importanti da gestire partirei dal quadro diciamo, finanziario, che è l'elemento più importante. Noi avremo a disposizione grosso modo una dotazione equiparabile a quella del periodo 2014-2020, è leggermente inferiore soprattutto sui pagamenti diretti, perché abbiamo a disposizione 25,4 miliardi di euro sui pagamenti diretti, poi vedremo che operazione poter fare. Abbiamo 10,6 miliardi sullo sviluppo rurale, 4 miliardi sulle OCM, quindi in tutto 40 miliardi di euro di fondi comunitari, a cui si aggiungeranno più di 10 miliardi di euro, questo dipende dal negoziato che riusciremo a chiudere col MEF, di cofinanziamento nazionale, quindi in tutto una dotazione superiore ai 50 miliardi di euro per la PAC 2021-2027. Poi abbiamo anche un'importante dotazione sui fondi strutturali. Io adesso sto facendo la lista della spesa per quanto concerne le risorse che il Paese avrà a disposizione, quindi i fondi strutturali metteranno a disposizione più di 100 miliardi di euro in totale, sempre nei prossimi 7 anni, e poi abbiamo una dotazione straordinaria che è quella del Next Generation EU, noto come Recovery, che mette a disposizione oltre 200 miliardi di euro, e in tutto quindi ci fa capire quanto sia importante che il sistema decisionale nazionale, quindi l'insieme del governo e delle regioni, lavorino bene, coesi nei prossimi 6-8 mesi, perché nei prossimi 6-8 mesi di fatto si decide del futuro del Paese, non solo dell'agricoltura, ma della possibilità di rilancio di un'economia che a seguito del Covid è veramente diciamo, disastrata. Quindi è un passaggio politico, tecnico particolarmente rilevante, perché tante risorse come in questa fase non sono state mai messe a disposizione, quindi è importante non sbagliare. Torniamo invece a quello che dobbiamo fare sulla politica agricola comune, anzi una piccolissima parentesi sul recovery. Voi sapete che il settore agricolo avrà sicuramente uno spazio all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si chiama così, il documento che il governo ha iniziato a negoziare informalmente più per gli aspetti procedurali con la Commissione. I contenuti saranno condivisi da governo e regioni nella conferenza Stato-Regioni, quando questa sarà organizzata, quando ormai le proposte saranno diciamo, definite sia sul lato governativo che sul lato regionale. Però all'interno di questo piano sicuramente ci saranno interventi importanti per il settore agricolo, quindi nella definizione della nuova programmazione della politica agricola comune dobbiamo tener conto sia di quello delle risorse certe che abbiamo attraverso il canale ordinario, chiamiamolo così, della politica agricola comune, primo e secondo pilastro e OCM, ma anche delle risorse aggiuntive che verranno messe a disposizione del recovery. Ad esempio, posso tranquillamente dire che attraverso il recovery si farà un piano di intervento nella gestione dell'acqua che non si è mai attuato nel nostro paese. Sarà un piano molto importante che riguarderà quindi sia l'acqua a fini diciamo civili e industriali, sia il tema della depurazione, sia il tema delle risorse irrigue. Questo vuol dire che mentre nella passata programmazione abbiamo dedicato uno spazio dello sviluppo rurale a una misura per fare interventi nel settore delle infrastrutture irrigue, tra l'altro misura che in Veneto ha avuto un grandissimo successo, perché il Veneto è la regione che ha diciamo, intercettato più di altre questa possibilità attraverso i propri consorsi di bonifica. Quindi dicevo, siccome ci sarà un intervento molto importante nel recovery, sicuramente non dedicheremo risorse dello sviluppo rurale, quelle della nuova programmazione, al tema dell'acqua.
ma ci saranno sicuramente anche altri settori che beneficeranno di questi aspetti, ad esempio la logistica, i contratti di filiera, gli interventi legati al potenziamento della capacità di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e via dicendo. Però cercando di andare velocemente e torno al tema della PAC, quali sono gli aspetti più rilevanti della riforma che adesso dobbiamo gestire quando poi il trilogo finirà il proprio lavoro. Il tema principale su cui si è concentrato il dibattito che ha portato alla conclusione dell'accordo in Consiglio ma anche in Parlamento è quello dell'architettura verde, no? Diciamo, su questo c'è stato uno scontro anche in termini mediatici che secondo me non ha molto senso, anche perché l'evidenza della proiezione verde della politica agricola non compare solo da quante risorse obbligatoriamente devono essere dedicate agli ecoschemi, è tutto l'impianto che è proiettato ad una modalità completamente diversa rispetto al passato, perché il nuovo sistema che è basato su un piano strategico nazionale, programmi regionali e il cosiddetto New Delivery Model impone allo Stato membro di fissare degli obiettivi e attraverso le buone pratiche raggiungere quegli obiettivi. Quindi al di là dei limiti in termini di percentuale di risorse, il tema vero che rende nettamente più consistente dal punto di vista del contributo alla transizione verde dell'economia da parte della politica agricola comune è l'impianto stesso che è fatto in maniera completamente diversa. Però tutto il negoziato si è concentrato sul tema del 20% degli ecoschemi, che sembrava fosse una linea Maginot su cui tutti quanti hanno impostato il proprio posizionamento, anche se noi lo abbiamo sempre criticato perché abbiamo sempre ritenuto che definire a priori un 20% e non far emergere questa percentuale da una valutazione ex ante, da una valutazione dei fabbisogni, non avesse molto senso, perché come sapete le agricolture europee sono profondamente diverse da nord a sud e quindi non ha molto senso di parlare di percentuale unica dedicata agli ecoschemi tra l'agricoltura continentale e quella, diciamo, cosiddetta mediterranea. Tra le cose molto importanti che sono state chiuse sempre mercoledì scorso a Lussemburgo è il documento Farm to Fork. Il Consiglio ha raggiunto un accordo unanime sulle conclusioni in termini di valutazione sul Farm to Fork, che è un documento di programmazione che è fondamentale per il settore agroalimentare, perché definisce obiettivi e linee strategiche per il futuro, condizionando scelte molto importanti anche delle politiche comunitarie, perché le politiche che sono inserite in questo documento incidono anche su quelli che saranno il posizionamento della Commissione europea quando andrà a negoziare con gli altri paesi gli accordi internazionali su import-export e sulle condizioni e le regole che i vari paesi devono rispettare per poter importare prodotti agroalimentari nell'Unione Europea. Poi tra l'altro nel Farm Food to Fork è fondamentale il tema della etichettatura nutrizionale, che da noi è fortemente associata all'etichettatura d'origine, però vorrei ricordare come elementi particolarmente significativi, perché incideranno su quella che sarà il nostro lavoro prossimo delle prossime settimane, sono gli obiettivi in termini di riduzione di alcuni inquinanti come fitofarmaci, fertilizzanti e antimicrobici utilizzati nell'allevamento animale, perché sono 50% dei fitofarmaci è l'obiettivo di riduzione, il 20% dei fertilizzanti minerali e il 50% degli antimicrobici. Questi sono aspetti che non sono semplicemente contenuti in un documento programmatorio di poco valore, sono aspetti che verranno trasformati in una sorta di indicazione che la Commissione europea invierà ad ogni paese come linee guida per la redazione del nuovo piano strategico. Quindi vuol dire che adesso che inizieremo a mettere in piedi il cantiere di lavoro per la predisposizione del piano strategico e che dovremo presentare alla Commissione europea entro fine 2021, questi elementi ci li troveremo come target obbligatori, senza i quali diciamo, il nostro piano non potrà essere preso in considerazione. Quindi sono aspetti particolarmente rilevanti. Io ho citato solo i principali, ma il Farm to Fork è un documento che sta dentro il Green Deal, e il Green Deal prevede tutta una serie di
di elementi programmatici che ci ritroveremo tutti quanti all'interno della programmazione. Cerco di andare molto velocemente e faccio riferimento al fatto che anche se in questi mesi emergenziali, da cui purtroppo non siamo ancora usciti, c'è stata una grande produzione normativa per gestire l'emergenza, abbiamo cercato di approfittare di questa occasione anche per portarci avanti quei lavori in preparazione in vista di quella che sarà la politica agricola comune. In questo contesto vorrei citare che il Parlamento ha approvato due norme molto importanti che sono l'articolo 224 bis e 224 ter del decreto legge 34, convertito poi in legge 77 del 17 luglio 2020, scusate la citazione dei numeri, ma è necessario per far capire i punti di riferimento, che introducono due principi fondamentali sulla definizione della sostenibilità dei processi produttivi nel settore agricolo e zootecnico. Nel settore zootecnico si fa riferimento al benessere animale e all'obiettivo della riduzione dei farmaci, al miglioramento della gestione della fase allevatoriale e anche della gestione delle emissioni. È diciamo un obiettivo che è fortemente messo in discussione, soprattutto sul vostro territorio, secondo me semplicemente perché non abbiamo capito qual è la portata di questa norma e l'efficacia che potrebbe avere se lavorassimo tutti quanti insieme per raggiungere questi obiettivi. Mentre l'altro processo di condivisione della sostenibilità l'abbiamo ottenuto con il 224 ter, che prevede l'unificazione delle regole di certificazione della filiera vitivinicola, che potrà essere estesa poi all'olio d'oliva, all'ortofrutta, ai cereali e via dicendo. Questi aspetti, e vado velocemente alla conclusione, sono per noi fortemente rivoluzionari, perché cosa è successo fino ad oggi? Noi abbiamo impostato tutti i processi di programmazione prevedendo genericamente delle regole, mettendo a disposizione delle risorse, e poi ogni soggetto che aveva le risorse di fatto applicava quelle regole senza preoccuparsi della possibilità di fare sistema sul prodotto, sull'unificazione delle condizioni del prodotto ottenuto. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo risorse, le risorse state spese dalle regioni, dalle OP nel settore ortofrutticolo, le regole si sono disallineate e non abbiamo mai potuto valorizzare la qualità del prodotto finito, perché quel prodotto non era standardizzato sotto regole comuni. Con le norme che ho richiamato prima abbiamo un po' ribaltato il sistema, abbiamo definito le regole per legge, quelle regole saranno declinate in disciplinari produttivi che tutti quanti dovranno adottare. Su quei disciplinari produttivi saranno diciamo, messe a disposizione le risorse. Chi utilizzerà le risorse della futura PAC seguirà le stesse regole produttive. Alla fine otterremo un prodotto che potrà essere valorizzato in termini di valore aggiunto per il consumatore e anche di impatto ambientale per quanto concerne, ad esempio, pensate all'obiettivo della riduzione degli antibiotici, che è uno degli obiettivi fondamentali per poter realizzare questo processo. Chiudo dicendo che nella legge di bilancio che è ancora 2021, che ancora nessuno ha visto perché non è stata ancora pubblicata, tra le varie innovazioni che sono state inserite ce n'è una particolarmente importante che è quella della non assoggettabilità all'IVA della consulenza aziendale, che è il problema dei problemi per far partire questa benedetta misura che sarà obbligatoria dalla futura programmazione e su cui si gioca tutto il tema dell'assistenza tecnica sia al settore zootecnico che agricolo per rendere più efficaci il processo di miglioramento della qualità dei processi produttivi e per allineare tutti i sistemi produttivi a quelli che sono gli obiettivi reali sia della futura PAC che delle strategie Green Deal, Farm to Fork e biodiversità, che sono parte integrante della futura programmazione. Io mi fermerei qui anche perché di tempo ne ho preso molto e rimango a disposizione per qualsiasi tipo di intervento. Grazie.